l'UNESCO è una realtà, abbiamo pronto il dossier, che è un dossier ovviamente ricalibrato sulla base delle osservazioni avute, dimostreremo a quei 2 o 3 bastian contrari che abbiamo fatto un bel lavoro, ho già visto il lavoro finale e noi adesso corriamo per il Kazakistan. Il fatto che ci sia la fiera come punto di riferimento dà ancora più spunto e slancio a tutta questa operazione. Avere l'UNESCO vuol dire avere una nuova filosofia di vita e di gestione dei territori, vuol dire diventare un modello a livello internazionale. Nella fascia climatica che ci compete, le colline UNESCO, le colline del Prosecco avranno una virtuosità che magari altre colline e altri territori viticoli in giro per il mondo non hanno. Va a aprire una strada ad Agordo, un altro segnale di una montagna che vuole riprendersi. Ma guardate, ma anche un segnale di dire che è ora di finirla questa storia della montagna dimenticata. Mondiali di sci li abbiamo voluti con forza, sono 242 milioni di investimenti e sono lì, ci sono i cantieri, si vedono. Le Olimpiadi ci stiamo battendo alla grande, lo abbiamo fatto a Tokyo, lo faremo in Australia e a Losanna speriamo di portare a casa l'investitura. Sono 980 milioni di dollari che CIO gira a chi vincerà. E altri investimenti, treno delle Dolomiti e poi infrastrutture e viabilità. E poi la grande partita della catastrofe di fine ottobre, primi di novembre, che è quella degli alberi, 28.000 ettari di alberi da tirar su e dei boschi da sistemare, sono una grande sfida che vogliamo affrontare.